A terra sono rimasti i frammenti spazzati via dall'esplosione e sparsi nel raggio di diversi metri. Tutto intorno lo scenario della desolazione e di una tragedia sfiorata. Non è rimasto nulla del deposito della ditta di produzione di fuochi d'artificio parente di Melara. L'edificio è stato completamente distrutto dalla deflagrazione. Il boato fortissimo attorno alle 12. Uno scoppio tanto forte da essere avvertito anche nei comuni limitrofi, da Bergantino a Castelmassa. Una raffica di chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine da parte dei cittadini preoccupati hanno fatto scattare l'allarme. In quel momento si trovava sul posto un operaio che per miracolo si è salvato, rimanendo ustionato solo lievemente. Subito soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato al centro grandi ustionati di Verona con l'elisoccorso. Nel frattempo, i vigili del fuoco, accorsi sul posto con una squadra e 2 autobotti, hanno provveduto per tutta la mattina a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, da chiarire le dinamiche che hanno causato l'incidente ora al vaglio degli inquirenti.